però forse poca fortuna, soprattutto ha sofferto in contropiede lungo la fascia in campo d'Arsego. Diciamo che allora siamo partiti che loro hanno avuto un paio di opportunità su particolare su errori nostri, su disimpegni nostri, però poi abbiamo fatto 20 minuti fino al primo gol preso da loro, secondo me straordinari, mettendoli là, creando tantissime occasioni, però non è andata e quindi poi ti succede di prendere quel gol che di fatto non è che si chiude, ma subito dopo prendi anche il calcio di rigore e in quel momento loro stavano agendo in contropiede perché ormai avevano raggiunto l'obiettivo, quello di dare in vantaggio e agire per la loro arma migliore che è il contropiede. Però quando abbiamo preso le misure, secondo me contropiede non ne ho più visti. Noi abbiamo dominato il campo e fortunatamente, anche per capacità dell'azione straordinaria che abbiamo fatto per fare il 2-1, avevamo rimesso in piedi la partita, una partita che poi purtroppo fino al calcio di rigore non siamo riusciti a sfruttare al meglio certe situazioni che abbiamo creato, però non è una partita che abbiamo demeritato. Sicuramente Verona Vecomp è una grande squadra che sa agire in contropiede in maniera eccellente, però direi che se non veniva fuori probabilmente il 3-1 che ha chiuso di fatto tutto sommato la partita, credo che magari avremmo potuto anche farcela. Soprattutto Cabin ha dato un input al di là del gol, anche in attacco ha dato un input, poi è arrivata l'espulsione che magari Sì, anche l'espulsione, io sono un po'... Mehdi Cabin è un giocatore importante e l'ha dimostrato anche oggi, perché ha dimostrato che si può entrare dalla panchina e dimostrare che si è giocatori importanti anche partendo dalla panchina, e quindi per me questo è già un motivo importante del suo ingresso. Mi dispiace per l'espulsione perché io credo che l'arbitro abbia visto un abbaglio. È chiaro che è un intervento pericoloso, ma nello stesso tempo è un'uscita del portiere. Io attacco lo spazio, non è che sto guardando cosa fa, cerco di andare sulla palla, lui ha allungato la gamba ed è venuto fuori l'episodio, però credo che un'espulsione deve essere data perché c'è una volontarietà da parte del giocatore. In questo caso io non l'ho vista sinceramente. Sì, purtroppo quello che mi dispiace è che mi piacerebbe venire a parlare della partita e invece oggi bisogna parlare anche dell'arbitro, che io dico che mi auguro che sia un errore, perché sbagliamo tutti, sbagliano i giocatori, sbagliano l'allenatore, però secondo me oggi l'arbitro ha visto si è fatto abbagliare da qualcosa, non so da cosa, però capita, giornata storta secondo me, però noi non possiamo avvalerci di quello che è successo. Però sono accaduti e quindi sappiamo benissimo che episodi anche già è difficile in una gara, poi quando ci sono episodi tipo adesso, per carità possiamo perdere la partita, però sinceramente l'espulsione di Cabine mi dà fastidio, e questo è una cosa perché comunque, ripeto, un giocatore importante, tra i giocatori importanti, noi vorremmo che, se dopo è giusto, vabbè, accettiamo, però in questo caso credo che è stato eccessivo.